Personalizzazione dei percorsi diagnostici e terapeutici, una visione d'insieme è il tema del convegno scientifico svoltosi sabato 26 maggio presso l'Hotel Valentino di Sora. L'incontro di approfondimento e formazione è stato organizzato dal centro STS diretto dal dottor Francesco Polsinelli. Numerosi i relatori che hanno illustrato alla vasta platea di partecipanti le ultime conoscenze scientifiche sul tema del microbiota intestinale. Facciamo un riferimento molto veloce: su 10 cellule nell'organismo umano 9 sono batteriche e una dell'uomo, quindi già soltanto questo dovrebbe dare un'idea piuttosto precisa del peso molto rilevante che il microbiota ha proprio nella fisiologia dell'organismo del soggetto ospitante. Chiaro è che se quel microbiota per qualche ragione dovesse ammalarsi, il soggetto ospitante risentirà evidentemente delle conseguenze di questa condizione patologica. Quindi massima attenzione intanto alla conoscenza del microbiota, per la quale è sempre più necessario, sempre più indispensabile andare ad individuare delle metodiche precise di identificazione attraverso analisi di ultima generazione che ci consentono di avere un'idea piuttosto precisa. E poi una adeguata azione, proprio si dice, di reimpianto, cioè una volta che io capisco che c'è una condizione specifica di danno a capito di alcune componenti batteriche piuttosto che di altre, devo andare in qualche modo a realizzare una sorta di equilibrio, uscendo possibilmente, questo è importante, dal concetto, finalmente uscendo dal concetto che la terapia col probiotico non può essere la terapia del fermento lattico, tanto che vuoi che faccia un fermento lattico. La cosa cambia totalmente, nel senso che si tratta di andare proprio a reimpiantare una componente microbica che deficitaria sta determinando l'insorgenza di determinati danni. La lezione magistrale è stata affidata alla professoressa Maria Grazia Cifone, professore ordinario di patologia generale della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi dell'Aquila, sul tema il microbiota intestinale, composizione, funzioni e disfunzioni. Sì, il microbiota è quella comunità di microbi che vive in noi, con noi e su di noi. Prevale in termini numerici, è una cosa veramente sorprendente, in termini di cellule sono 10 volte più delle cellule umane e come geni sono 100 volte di più i geni microbici rispetto a quelli umani, quindi è una realtà con la quale la medicina non può più non avere a che fare e soprattutto questa invasione importante che deriva in particolare da queste tecnologie degli ultimi tempi che hanno consentito una svolta nella caratterizzazione di questi microbi, chiaramente ora si aprono tanti fronti nuovi, soprattutto nell'ambito dei percorsi terapeutici ma anche diagnostici, perché un'alterazione delle comunità microbiche che abbiamo a livello intestinale, a livello vaginale, a livello di cavo orale, a livello di vie aeree, a livello di cute e persino a livello di sistema urogenitale, naturalmente fa capire, se studiate, può far capire al clinico come intervenire per un riequilibrio di questa comunità che è così importante nella fisiopatologia di tutti i nostri organi e tessuti, incluso il sistema nervoso centrale. Soddisfazione per l'ampia partecipazione che ha riscosso l'evento è stata espressa dal dottor Francesco Polsinelli, direttore del centro STS. La partecipazione è consistente, di questo sono naturalmente contento, ma sono soprattutto contento dell'argomento che è stato scelto e dello spessore dei relatori che hanno portato veramente delle recentissime conoscenze con delle implicazioni terapeutiche veramente notevoli.